Buonasera. Allora, ma prima volevo ringraziare Francesco Frattolin, con cui mi sono confrontato a lungo su questa battaglia. E eccoci, siamo nell'estate del 1511. Sul colle di Manzano, che sta sopra Manzano, ci sono dei soldati veneziani, dei soldati con una buonissima vista, e sono stati mandati lì per scrutare la piana, perché c'è un'armata tedesca che è venuta nottetempo a saccheggiare dei villaggi friulani. E questi soldati guardano la piana per trovarla. L'esercito veneziano, di cui fanno parte, sta dall'altra parte del Natisone, al di là del Guado, e i tedeschi dovrebbero passare da lì. Però ormai è mezzogiorno, tutta la notte, tutta la mattina che sono lì, sotto il sole cocente, sono sotto un grande pioppo, non so se era veramente un pioppo, ma il pioppo è una buona ipotesi, e a un tratto vedono che l'esercito veneziano si alza e se ne va lontano. Gli fanno dei segnali, dicono andiamo a cercare i tedeschi più giù, magari passano un altro guado. Voi restate lì a guardare la piana. Loro restano lì e dopo neanche mezz'ora, lì sulla destra, verso un Manzinello, vedono l'armata tedesca che si sta muovendo. Come si fa? L'esercito veneziano è lontano, si vede ancora, ma i segnali non li vedranno mai. Uno dei soldati salta a cavallo, gli corre dietro, ma forse non farà in tempo. Ci vorrebbe, dicono, un'idea, un uomo che sia grande come questo pioppo per fare un segnale visibile. E lì hanno un'idea. Salgono sul pioppo, spingono, tirano. Eccolo qua. Spingono, tirano. Forse hanno delle corde. E insomma, tanto fanno che tirano giù un grosso ramo che indica in direzione dell'armata tedesca. E stanno lì immobili, guardano l'esercito veneziano e non sanno se qualcuno si girerà a vedere il pioppo. E se avessero avuto un cannocchiale vedrebbero in coda all'esercito, a cavallo, Luigi da Porto, l'autore di Giulietta Romeo, che in quel momento si gira e vede il ramo. È l'inizio della battaglia. Ma vediamo un po' di contesto. Questa battaglia di quale guerra fa parte? È cominciato tutto 3 anni prima. L'imperatore del Sacro Romano Impero, Massimiliano I, in realtà non è ancora imperatore ufficialmente, deve essere incoronato dal Papa. E sono 15 anni che aspetta di andare dal Papa a farsi incoronare. E quell'anno, 1508, decide, questa volta vado giù. Dovrei passare per il territorio veneziano per andare a Roma. Chiede il permesso, posso passare? Sì, gli dicono, con una scorta, ovviamente, di 4.000 cavalli. Da 4.000 cavalli è un po' difficile. E così gli impediscono di passare. Lui si arrabbia e attacca con un esercito Venezia. Fa proprio così, invade il Cadore, ma trova alla fine della valle del Cadore il generale veneziano Bartolomeo d'Alviano che lo blocca, e con l'aiuto di Girolamo Savorgnan, friulano, che fa una manovra impossibile, passa con l'esercito sopra le montagne e arriva alle spalle dell'esercito tedesco, sconfiggono, annientano completamente l'esercito tedesco. D'Alviano addirittura fa ammazzare tutti i nobili. E, insomma, tale è il vantaggio che hanno sull'impero che a questo punto D'Alviano gira verso il Friuli, che fa parte di Venezia, ma è pieno di enclave dell'impero. È una macchia di leopardo proprio, quindi va giù a Cormons, l'assedia la conquista, va a Gorizia, si arrende, Troipo si arrende, Pordenone si arrende, va giù fino a Trieste, conquista anche Trieste, va ancora più in là, conquista anche Postumia. A quel punto l'imperatore Massimiliano si arrende e dice prendetevi tutto, basta che facciamo la pace. E così Venezia è al suo massimo, alla massima espansione territoriale e sta sulle scatole a tutti. E praticamente tutti decidono di fare lega contro Venezia, la Lega di Cambrai. La Francia, la Spagna, l'imperatore, il Papa scendono nella primavera del 1509 nella pianura padana e conquistano, sbaragliano D'Alviano, sbaragliano tutti i veneziani e conquistano Treviso, Padova, Verona, Vicenza. A Vicenza c'è Luigi da Porto. Luigi da Porto di 24 anni, vediamo com'è. Pietro Bembo lo descrive di gagliardo e bellissimo corpo, di invincibile animo e virtù, giovinetto. Giovinetto, a 24 anni. Scrive poesie, è malinconico, ma è anche
avventato, maldestro. Una volta è a letto per non si sa quale malanno e Pietro Bembo gli scrive: cerca di restare in salute, il che procurerai guardandoti dai sinistri, cosa che non sai molto ben fare. E un'altra volta è a Udine che gira a cavallo, va in mostra e non si sa per quale manovra rovescia a terra con tutto il cavallo che gli cade addosso e rischia di restarci secco. Insomma, non è molto coordinato. E poi, quando ci racconta le sue avventure storiche, non è completamente sincero. A volte si inventa delle cose, vai a controllare e scopri che se le inventate, altre volte le ingrossa, così, a volte per effetto drammatico, altre volte per farsi bello. Insomma, questo è Luigi, nella Vicenza occupata dai tedeschi nel 1509, lui aiuta con delle informazioni segrete i veneziani a riprendere Vicenza. Infatti alla fine di quell'anno gli danno come un premio, gli danno la condotta di 50 balestrieri a cavallo. E lui non aspettava altro, ha studiato strategia, tattica, combattimento, però arriva subito la doccia fredda. 1510 gli dicono: no, tu non combatti qua nel Veneto, vai in Friuli. E lui ci rimane malissimo. Scrive a un amico: mi tocca lasciare una così bella guerra. Lassù in Friuli ci sono scaramucce, niente di più. Però poi se lo fa piacere, perché trova il bello. Dice: quando si combatte 10.000 contro 10.000, chi si accorge se fai un atto valoroso? 1.000 contro 1.000 è già un po' meglio, ma 100 contro 100 salti subito all'occhio. E quindi è contento anche di andare in Friuli. Bene, saltiamo al 1511, succedono un sacco di cose, ma non c'è tempo per raccontarle, e concentriamoci su Cormons. Vi ricordate Cormons che Bartolomeo d'Alviano ha conquistato per prima dopo un assedio? A Cormons comanda Christoph Burgstaller, che è un comandante abbastanza spietato. La strategia in questa zona di guerra è quella di fare saccheggi, saccheggiare villaggi del nemico. Ed è una strategia che segue anche Venezia. Venezia va a saccheggiare villaggi in Slovenia. E bruci case, rubi bestiame, eccetera. E oltre al tornaconto immediato, il vantaggio è che togli risorse al nemico. E quindi quella è la strategia. Però Burgstaller è veramente crudele. Lui tortura la gente per farsi confessare dove nascondono le cose di valore. Cava gli occhi, appende gli uomini per i testicoli. E la cosa straordinaria è che la stessa cosa viene raccontata da un altro cronista, sempre friulano, durante l'assedio di Cormons 3 anni prima. I veneziani l'hanno fatto ai tedeschi. E Burgstaller proprio ci dà dentro contro i friulani. Per esempio a San Giovanni dei cittadini si rifugiano sul campanile e lui gli dà fuoco. Ammazza quelli che si arrendono. Un prete cerca di rifugiarsi sulla porta di una chiesa, lo ammazzano con 100 pugnalate. Quindi questo è il clima. Burgstaller, un attimo, passiamo adesso alla battaglia, giugno 1511. Parliamo delle cose, un attimo delle cose nuove che si sono trovate, perché questa battaglia è stata studiata finora dal Vicentino, dal Veneto, con le fonti che avevano in Veneto, e quindi queste 4 fonti che vedete qui sullo schermo. Qui, da Udine, ci sono altre fonti molto molto interessanti che dicono cose nuove. E quindi stasera vi racconto cose nuove. Il numero 7, guardate in particolare il numero 7, Nicola Monticoli è nominato nella novella Giulietta e Romeo di Luigi da Porto ed è un discendente dei Montecchi di Verona. Ed è vero, non è fiction questo. Bene, fino adesso, dicevo, il luogo della battaglia qual era, secondo la letteratura? Questo qua, proprio sotto Manzano, con la chiesetta di San Martino proprio lì sotto il colle. E quando era successa la battaglia? Perché nessuna di quelle fonti era precisa e quindi c'era chi stimava il 20 giugno, uno diceva no, è il 18 giugno, un altro diceva no, è il 19 giugno. Bene, Niccolò Monticoli, proprio lui, è precisissimo, dice il 21 giugno, di sabato aggiunge, anzi aggiunge perfino alle 4 del pomeriggio è successa la battaglia.
Quindi adesso ve la racconto. Torniamo al mercoledì 18 notte. Luna nuova, si vedono solo le stelle. Burgstaller esce da Cormons, della strada cormonese, e va a saccheggiare Terenzano, San Mardenchi e altri 2 villaggi e dà fuoco a 2 di loro. Le fiamme si vedono fino da Udine. I veneziani non pervenuti, perché vedete i veneziani stavano qua sotto a Gradisca, lì c'è la fortezza di Gradisca, comandata da Giovanni Vitturi, provveditore. E quindi Burgstaller gli va liscia, torna a Cormons e Vitturi cerca di creare un po' di rete per essere avvisato nel caso succeda di nuovo. E succede già venerdì 20 notte di nuovo. Burgstaller prende la Cormonese e va a saccheggiare Zugliano e Basaldella. Bene, questa volta Vitturi viene avvisato, esce con tutti i suoi uomini da Gradisca, prende la strada e va dove c'è il guado sul Natisone, a Manzano. E lì chiede in giro perché nessuno sa effettivamente dopo Manzano dove sono andati i tedeschi. E quindi si appostano lì, come dicevamo prima. Mandano le vedette sul monte e è arrivato mezzogiorno del giorno dopo, del 21, alzano i tacchi e dicono saranno passati da un altro guado più a sud e vanno a vedere lì. Bisogna andare tutti insieme perché se incontri i tedeschi non vuoi essere sconfitto. E in quel momento le guardie tirano giù, vedono i tedeschi, tirano giù il ramo del pioppo e vedono i tedeschi verso Manzinello. Luigi da Porto vede il pioppo, avvisa tutti gli altri e sottolinea in quel momento il cuore mi si è riempito di gioia. Bene, davanti agli eserciti ci sono le avanguardie a cavallo, cavalleria leggera, si toccano, fanno scaramucce e poi tornano a dire quello che hanno visto. I tedeschi in breve vedono quanti veneziani ci sono e Burgstaller fa 2 calcoli, facciamoli anche noi. I veneziani hanno 300 cavalli e 300 uomini a piedi. I tedeschi hanno solo 100 uomini a cavallo e 400-500 a piedi. Sì, di più, però attenzione, 200 sono contadini armati, senza nessuna corazza, probabilmente gli stessi contadini che erano stati saccheggiati dai veneziani. E quindi Burgstaller capisce che non può sconfiggere, la tattica deve essere quella di resistere e scoraggiare e magari far stufare i veneziani. Deve mettersi bene a difesa, a fortino, ha i carri del bottino, i carri di legno, e li mette su una strada. Ecco, queste sono le strade della zona che ci descrive la toponomastica, le strade del 500. Luigi dice che Burgstaller mette i carri su una strada larga e dritta. La vedete? Una strada dritta? Sì, eccola qua. Proprio lì. Era larga? Beh, si chiamava nel 500 Gran Strada. Era un rimasuglio di una centuriazione romana. Gran Strada, lunga non è, quindi possiamo dire che era larga e dritta. Bene, mette i carri sulla strada, in mezzo ai carri mette gli schioppettieri, ha degli schioppettieri, gli schioppi sparano una volta, hanno una precisione infima e poi vanno ricaricati a mano. Dietro i carri mette la cavalleria e alla sinistra dei carri la fanteria con le lance. Con le lance si blocca la cavalleria nemica. E Luigi dice a sinistra verso il monte. Ora, prima ha nominato il monte di Manzano, quindi a sinistra verso il monte come si fa? Com'è possibile? È per questo che fino adesso si diceva è qui che è avvenuta la battaglia, perché a sinistra verso il monte i veneziani che vengono da destra. Ma proviamo a ignorare la mappa, andiamo a vedere sul posto cosa si vede dalla Gran Strada. Questa è la Gran Strada, dritta. E di qua, se vi arriva l'immagine giusta, lo vedete il monte di Manzano? È qui. Vi sembra che si può fare riferimento a quel monte quando ci si trova in quel posto lì? Cos'è ben più alto dei colli? Le Alpi, le montagne. Verso il monte significa verso le montagne, come contrapposto verso il piano. Quindi, benissimo, la fanteria a sinistra verso il monte, verso nord. E a destra non è scoperta la linea. Sì, però sotto a sud c'è San Lorenzo che avrà avuto un muretto di difesa, anche gli edifici. Basta mettersi lì ed ecco fatto il fortino.
destra protetti e sinistra protetti, e per di più i veneziani sono costretti a girare intorno a San Lorenzo e a trovarsi di fronte. È la posizione perfetta per Bruchstaller. Bene. Siamo qua con i veneziani. Vitturi non è stupido neanche lui e sa che deve smontare questo fortino, quindi manda avanti la cavalleria leggera che cerca di far smuovere i soldati, ma quelli stanno fermi, fissi. E allora va bene, avanti con la fanteria, contro la fanteria, mentre la cavalleria pesante, tutti in armatura, vanno contro i carri e cercano di muoverli. Gli schioppi sparano tutti e i cavalli dei veneziani si imbizzariscono leggermente. A quel punto ne approfittano i cavalli tedeschi, escono e d'impeto si buttano contro la cavalleria veneziana che deve ritirarsi verso la fanteria. Adesso succede che c'è un punto debole per i veneziani, il fianco della fanteria è scoperto e lì non puoi fare un muro di lance se ti attaccano di lato. E quindi i cavalli tedeschi vanno verso il fianco della fanteria veneziana e Luigi da Porto, che è quel triangolino azzurro, in quel momento, vi ricordate che aveva 50 balestriere a cavallo? Lui scrive: mi lancio in avanti con i miei 200 cavalli. Come no? E va a mettersi tra la fanteria e i cavalieri tedeschi. Bene, a questo punto i fanti buttano le lance e comincia la mischia, tirano fuori le spade. I tedeschi a cavallo spingono Luigi dentro la mischia, mentre la cavalleria pesante veneziana torna sui carri, gli schioppi sono ancora scarichi, e per difendere i carri, i cavalieri tedeschi che sono dietro i carri scendono da cavallo e montano sui carri. Scusate, eccoli. Montano sui carri, ma vengono velocemente uccisi dai cavalieri in piena armatura. Anche i fanti ormai cominciano a soccombere e i cavalieri tedeschi superstiti decidono che è ora di scappare. Come scappano loro? Anche i soldati tedeschi decidono che non ce la possiamo più fare, mollano tutto e cominciano a correre anche loro per la piana. Ecco, siamo sulla piana, tutti corrono per la loro vita e i più veloci ce la faranno? Ma Vitturi, sorpresa, ha messo dei contadini friulani di guardia per tagliare ogni rotta e così tutti i tedeschi vengono uccisi o catturati. Sono 400 tedeschi uccisi. E il bello è che la toponomastica ancora ci dice che quella braida lì, quel campo lì, si chiamava Braida Rotta e non c'era una spiegazione per questo nome. O anche la de Rotta. Quale braida? Quella della rotta. Dove è stata la rotta? E anche 400 soldati tedeschi, dove saranno stati sepolti? Beh, la toponomastica dice che ci sono due posti che si chiamavano Campo in Sot Croce, sotto la croce, c'era una croce, dice la toponomastica, per qualche motivo, che poteva essere bene una fossa comune di tedeschi. E 400 morti tedeschi e 2 morti veneziani. Un'altra fonte dice 10. Quindi capite la supremazia veneziana numerica e anche quanto è stata veloce la rotta. E Luigi? Ecco, Luigi è ancora lì. È riuscito a farsi male, molto male. Praticamente lui era in un'armatura piena come questa, è arrivata una spada che si è penetrata nella gola, ha mancato carotide giugulare, le ha mancate, ma è andata fino alla nuca, fino all'osso, al midollo spinale, e gliel'ha punto. A quel punto è partito uno shock spinale e paralisi completa, temporanea, dura qualche mese, dal collo in giù. E Luigi cade da cavallo. Attenzione, è uno stocco la spada, non è una lancia, perché lo dice Luigi, lo dice il luogotenente veneziano, lo dice anche Pietro Bembo che ha visto la cicatrice, era piccolissima, quindi una lancia non poteva lasciare una cicatrice piccolissima, era proprio uno stocco, uno spadino di quelli fatti ad ago. Ecco. E Luigi viene raccolto, viene portato in una chiesa, dove passa un dottore per caso di Udine, ma non ha molto. Luigi è svenuto, gli dà un rosso d'uovo e del vino e gli fa tornare un po' di colore. Vitturi invece, Vitturi ha un cerotto. Un cerotto non è una banda adesiva, nel 500 era un impiastro a base di cera e ossidi di piombo.
che fa da emostatico. Glielo mettono, lo portano a Udine e Luigi sopravvive. E adesso, se avessi tempo, vi leggerei le cure del tempo per un danno alla spina vertebrale. Non abbiamo tempo, ma comunque comprendeva anche i salazzi. Per concludere, Vitturi voleva veramente bene a Luigi, lo teneva sempre in retaguardia, come avete visto, e quando sa che è stato ferito Luigi, si dice che abbia aizzato di più i suoi uomini contro i tedeschi. Burgstaller, il capitano tedesco, non è morto, è stato catturato, è stato portato a Venezia in prigione. Una fonte dice che è stato lì per tutta la vita. In realtà sappiamo che entro la fine dell'anno è stato scambiato con altri prigionieri e quindi è tornato in libertà. Non sappiamo in che stato, perché non ha più combattuto. E concludo con Luigi, che commenta la sua disgrazia, perché gli passerà la paralisi totale, ma rimarrà paralizzato in metà del corpo per la ferita alla spina dorsale. E scrive: sto d'ogni modo privato nel misero letto, senza sentire niente per quell'unica ferita, anzi per la mia sventura, che nel colmo di così belle guerre mi ha voluto distruggere. Grazie.